Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Magic the Gathering Tiles of Planeswalker 2013. Quest'oggi ci troviamo nella sala d'attesa di Magic Free for All, una modalità 1 contro 1, pronti per sfidare un nuovo avversario con il nostro caro Sevulba, e quest'oggi utilizzeremo come al solito il mazzo Morto Obbediente, ovvero il mazzo appartenente al dominio della morte. È un mazzo con il quale mi sto trovando abbastanza bene, visto che in questi ultimi tempi mi sono ritrovato a giocare a Magic. Ecco che è arrivato Biparlan, questa sorta di ninfa, guardatela qui, e vediamo un po' se ritiene di essere pronta. Palude, ragazzi, e attendiamo la fine del nostro turno. Allora, abbiamo delle creature come l'ombra di Liliana e il Ghoul nato dal velo, che più tardi analizzeremo gli effetti, che per adesso non possono essere evocati proprio per il loro costo eccessivo di mana. Al prossimo turno probabilmente li potremo evocare, però a quanto pare l'avversario ha evocato un altro bello sputafumo e adesso il fumo lo sputiamo noi. Però guardate un po', ci sta attaccando col caro Cantaride e probabilmente arriveremo a una posizione simile, ovvero 19 punti da entrambi le parti. Ok, benissimo, vediamo un po' cosa intende fare. Posizionerà qualche altra carta? Bene, no, termine del turno. Ok, abbiamo l'opportunità di posizionare questa bella palude e adesso abbiamo notevoli mosse da fare. Abbiamo pescato lo spettro di Liliana, simile all'ombra di Liliana, ma non hanno lo stesso effetto, adesso li analizzeremo. Per quanto riguarda lo spettro di Liliana, detiene dell'abilità volare, e questo è molto importante perché non può essere afferrato dagli avversari. Quando entra nel campo di battaglia ogni avversario scarta una carta. Bene, però ci serve qualcosa di un po' più sostanzioso. L'ombra di Liliana, quando entra nel campo di battaglia, puoi passare in rassegna al tuo grimorio per una carta palude, rivelarla e aggiungerla alla tua mano, poi rimescola. L'ombra di Liliana prende +1/+1 fino alla fine del turno, e io direi che è proprio quello che ci serve. L'ombra di Liliana, ragazzi, evochiamola immediatamente nel nostro campo di battaglia, passiamo in rassegna al nostro grimorio e olè, peschiamo una bella carta palude, facciamola vedere al nostro avversario e ce la teniamo in mano, perché abbiamo necessità di carte palude, come avete ben potuto vedere non ne abbiamo. Allora, adesso l'ombra di Liliana non è molto utile in queste fasi iniziali del gioco, nell'early game, come dicono a Dota, quindi attendiamo che racimoliamo un bel po' di mana per fargli assorbire quindi le paludi, in modo tale da fargli guadagnare attacco. Ok, vediamo un po', l'avversario ci sta pensando, guardate il suo sguardo concentrato, gli occhi pieni di sangue, mi sembra che non è una vera e propria ninfa questa ragazzona. Ok, ecco una bella carta, ultimo bacio, informazioni. Infligge dannazione, ci ha fatto a pezzi l'ombra di Liliana, infligge 2 danni a una creatura bersaglio e tu guadagni 2 punti vita. Una carta molto ma molto utile. Probabilmente il ragazzone davanti a noi ha sbloccato il mazzo premium, oppure ha giocato così tanto da sbloccare tutte le 30 carte. Ok, eccoci altri 2 punti inflitti al nostro caro Sevulba. Guardate che figo, mamma mia. Ok, posizioniamo nuovamente un'altra palude. Adesso abbiamo notevole quantità di mana per dare un'occhiata ai tentacoli della corruzione. È un istantaneo, 4 punti di mana. I tentacoli della corruzione infliggono X danni a una creatura bersaglio e tu guadagni X punti vita, dove X è pari al numero di paludi che controlli. Utile, abbastanza utile nel momento in cui abbiamo molte paludi. E io direi di riservarcela, ragazzi. E adesso possiamo evocare benissimo il Ghoul nato dal velo. Non può bloccare il Ghoul nato dal velo, però è in grado soprattutto di infliggere notevoli danni, e quando entra nel campo di battaglia possiamo riprendere altri Ghoul nato dal velo dal cimitero. Bene, io direi, ragazzi, vediamo un po', il Ghoul nato dal velo potrebbe infliggere tanto danno all'avversario, è proprio quello che ci serve, perché l'avversario per adesso è in netto vantaggio su di noi, quindi possiamo attendere un bel turno e vedere che cosa ha intenzione di fare l'avversario. Anche un problema di questo mazzo è che notevoli creature hanno la costituzione molto bassa, come potete ben notare. Allora, 6 carte in mano per l'avversario, notevoli possibilità di evocazione, soprattutto di combattimento. 52 carte, quindi è un mazzo abbastanza folto, non ci sono problemi di perdita di carte, come ho fatto nell'altra partita Magic, mi pare l'ultima, con il mazzo controllo della mente ho fatto finire le carte all'avversario proprio con un colpo del cosiddetto culo, ragazzi. Una carta molto importante che ci può salvare le chiappe è l'esecuzione pubblica. Vedete un po' che figa questa bella asciona davanti a noi, ci permetterà di distruggere un bersaglio controllato dall'avversario, e appunto ogni altra creatura controllata riceve -2 di attacco fino alla fine del turno. Importante questa carta, ci può salvare appunto le chiappe nelle fasi finali del gioco. Teniamocela, anche se ha un costo molto... Ecco che l'avversario ha appena evocato un altro mostriciattolo, il Necratal, che detiene di attacco improvviso. Quando entra nel campo di battaglia distrugge una creatura non artefatto, non era bersaglio. Appunto il nostro mazzo è fatto apposta contro questo ragazzone e ci assorbiamo solo un bel punto appartenente quindi a questo dannato Cantaride, questo maledetto insetto. Non vedo
l'ora di schiacciarlo sotto i piedi. Ok, vediamo un po' che cosa possiamo fare adesso. Un'altra ombra di Liliana può essere utile per pescare un'altra bella palude e soprattutto darci una bella ricarica di punti. Allora, l'ombra di Liliana costa 4 punti, invece i tentacoli della corruzione altri 4 punti di mana. Non abbiamo quindi la quantità necessaria di mana per attivare entrambe le cose, ma magari possiamo attivare la bella esecuzione pubblica per mettere fuori uso questo dannato Necratal e quindi attaccare immediatamente con il nostro Ghoul nato dal velo, visto che non possono opporre appunto resistenza. Quindi diamo una bella una bella sciata in testa a questo dannato, ok, spendendo anche notevoli punti di mana. Perfetto, adesso possiamo dirigerci immediatamente a infliggere 4 punti all'avversario. Ottimo, vediamo un po' se questa strategia funziona. Abbiamo ridotto l'avversario a 17 punti, diamo un'occhiata. Bene, e il distacco un po' è diminuito. Vediamo cosa ha intenzione di fare. Ecco una palude per l'avversario. Dobbiamo eliminarla subito, ragazzi, perché altrimenti diventerà troppo potente e poi in seguito non ce la faremo a distruggerla, a meno che non usiamo l'esecuzione pubblica. Teniamocela come arma di riserva. Probabilmente attaccherà con questa dannata Cantaride, oppure no, se la riserverà per più avanti. Molto pensieroso questo avversario. Mai mi era capitato un avversario così lento nei movimenti. Di solito ci sono avversari molto impulsivi, comunque questo sa il fatto suo. Ecco che termina il turno e ci lascia la nostra bella pescata. Un'altra bella palude molto importante. Ecco cosa sta facendo il ragazzone. Ovviamente ha potenziato l'ombra di Liliana, mi pare. Bene, l'ombra di Liliana è stata potenziata e adesso io direi che la nostra ombra di Liliana può entrare in gioco, però io direi di metterla fuori uso con i tentacoli della corruzione, in modo tale da guadagnare quindi più punti. Ok, spendiamo 4 punti, ce ne rimangono 4 e sono utili per evocare l'altra nostra ombra. Ok, tentacoli della corruzione sull'ombra di Liliana, la possiamo mandare fuori uso. Ci siamo ricaricati abbastanza e adesso la reincarnazione del mostro avversario è quella qui sul campo di battaglia. Un'altra bella palude, soprattutto per vedere un po' cosa fare nel prossimo turno, e adesso il nostro Ghoul nato dal cielo potrebbe attaccare, ma ovviamente, come avete ben potuto vedere, questa dannata Cantaride ce la può mettere fuori uso in un ben che non si dica, e quindi io non credo che sia proprio la cosa giusta da fare adesso. Ma pensandoci bene, se io in questo caso attacco con il nostro Ghoul nato dal cielo, la Cantaride la possiamo eliminare immediatamente e nel prossimo turno avremo la possibilità di potenziare l'ombra di Liliana con tutte queste paludi che abbiamo alla mano per infliggere notevoli danni. Però io in questo turno aspetterei, visto che abbiamo notevoli punti di vita, non c'è fretta. Saltiamo l'attacco e vediamo un po' che cosa farà l'avversario. Vediamo se possiamo corrompere. Corrompere, vediamo che cosa combina. La nostra ombra di Liliana si è andata a farsi benedire. Vediamo un po' in che cosa consiste. Corrompere, infliggi danno pari al numero di paludi che controlli una creatura o un giocatore bersaglio, guadagni punti vita pari ai danni inflitti. Ci ha dato una bella scossa. E adesso siamo un po' in difficoltà, ragazzi. Adesso l'avversario si ritrova a più punti di noi, ci troviamo in una fase un po' di stallo. Il sangue innocente, la carta che abbiamo appena adesso utilizzato, ogni giocatore sacrifica una creatura ed era molto importante soprattutto se avevamo l'ombra di Liliana a disposizione, ma ovviamente la fortuna non è stata dalla nostra parte. Vediamo cosa ha intenzione di fare l'avversario nel prossimo turno invece, non attaccheremo per adesso. Eccoci nuovamente al nostro turno, ragazzi. L'avversario a quanto pare ha evocato un altro bel mostriciattolo. Eccolo qui, potete vedere, ombra di Nankuto. L'ombra di Nankuto prende +1/+1 fino alla fine del turno, è un altro insetto. Però abbiamo la possibilità adesso di eliminare finalmente qualcosa. Abbiamo pescato anche noi una bella Cantaride quando entra nel campo di battaglia, quindi riduce l'attacco e la costituzione di un punto. Ha evocato anche il manipolatore glaciale, questo bel artefatto, tappa un artefatto, una creatura o una terra bersaglio. È molto ma molto rompiscatole questo manipolatore glaciale, perché può addirittura salvare l'avversario o addirittura se stessi da un imminente attacco. Allora, la Cantaride adesso la possiamo utilizzare per eliminare definitivamente questa ombra, che può essere davvero un problema, quindi utilizziamo l'effetto per metterla fuori uso. Adesso utilizzeremo il nostro sangue innocente in modo tale da sacrificare la nostra creatura, in modo tale da farla sacrificare anche all'avversario. Eccola qui, la Cantaride adesso se ne andrà a farsi benedire. Invece l'insetto avversario, unica fonte di, come possiamo dire, di difesa, eccola anch'essa al cimitero. E adesso ci conviene attaccare, visto che abbiamo la possibilità di farlo. Benissimo,
Vediamo adesso che cosa ha intenzione di fare l'avversario. Ovviamente non potrà far altro che assorbirsi questi ben 4 punti. Ok, vediamo che cosa ha intenzione di fare. Ha solo 2 carte in mano. La fortuna per adesso si sta avvolgendo dalla nostra, ragazzi. Vediamo che cosa sta combinando. La settima carta una settima carta del mana, ovvero la terra base che conferirà mana all'avversario. A quanto pare non ha altro, quindi siamo Allora, vediamo un po'. Ma questa è una carta molto strana, perché non l'ho vista nelle ultime, come possiamo dire, nelle ultime carte del mazzo. Ecco che ci attacca. Vediamo un po' che cosa possiamo fare. Blocchiamo il timer e attiviamo l'esecuzione pubblica per evitare quindi di assorbirci questi 4 punti di danno. Lo mandiamo al cimitero e adesso l'avversario avrà solo 2 carte in mano per difendersi. Speriamo che non abbia alcun mostro, altrimenti siamo completamente fritti. Allora, adesso dannazione, vediamo che cos'è questa carta. Tutte le creature. No, dannazione, tutte le creature prendono meno 1 di attacco. Proprio quello che ci voleva. No, 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 no. Bella, è riuscito a bloccare direttamente il nostro unico mostro. Demone delle rune. Quando entra nel campo di battaglia, passa in rassegna il tuo grimorio per una carta, aggiungila alla tua mano e poi rimescola. Bene, proprio la carta che faceva al caso nostro. Prendiamo il mostro più potente che esista. Dobbiamo infliggere molto danno, ragazzi, e farlo appunto presto. Vediamo un po' le carte che disponiamo. Anche se un... dov'era, maledizione? Vediamo. Anche se un bel omicidio non mi faceva male, in modo tale da distruggere un'eventuale minaccia avversaria. Allora, vediamo un po'. Sogni del mondo sotterraneo. Ogni qualvolta un avversario pesca una carta infliggi un punto di danno. Non ci possiamo proprio avanzare nelle lunghe. Quindi vediamo un po'. Io direi che l'omicidio, ragazzi, fa proprio al caso nostro. No! Maledetto! Ma il tempo di... Ma io non lo so, ragazzi. Ma il tempo di pensare ci vuole. Ma maledizione. Vediamo cosa ha preso. Gorgone di Xadir. Tocco letale. Mette un segnalino pietrificazione su una creatura bersaglio. A difensore diventa un artefatto incolore in aggiunta ai suoi altri tipi. Maledizione, va. Ecco il mondo sotterraneo. Scusate, che viene evocato direttamente dall'avversario. Perderemo un punto di vita ogni turno che passa. Ok. Vediamo. Ecco la fine del turno avversario. Vediamo se possiamo prendere l'omicidio. Oh, ecco l'omicidio avversario, proprio quello che non volevo, dannazione. Ecco che ce lo manda direttamente al cimitero. Maledizione, la nostra carta più potente. Posizioniamo una bella palude. Ecco il goal nato dal velo, come potete vedere che ci ritorna in mano. Allora, quanti punti di mana abbiamo disponibili? Ecco qua che l'avversario sta combinando qualche cosa. Avanti, amico mio, datti una mossa. Hai finito? Oh mio Dio, ok, bloccaci il ragazzone, che è l'unico che può attaccare. Goal nato dal velo appena adesso evocato, ottimo. E ovviamente anche il nostro Gorgone di Xadir, un'ottima carta soprattutto per la difesa. Vedete 6 di difesa e tocco letale, quindi qualsiasi danno infligge, il mostro che lo attacca viene distrutto. Ok. Bene, adesso dobbiamo solo attendere l'avversario. Meno male che ha solo una carta e meno male che era una bella carta palude. Adesso dobbiamo attaccare con tutta la potenza che abbiamo. Il pendente per adesso non ci serve, ovvero il medaglione dell'ambra nera. Non fa il caso. Ai, paura. Questa è la carta dell'avversario. Timore. Vediamo un po'. Ogni qualvolta una creatura ti infligge danno, distruggila. Quando il timore viene messo in un cimitero, da qualsiasi zona rimescolano il grimorio del tuo proprietario. Ai, la partita si mette male. Vediamo un po' che cosa possiamo fare. Possiamo addirittura utilizzare l'avvizzamento invalidante per non far bloccare questo maledetto. A dannazione, proprio quello che non ci voleva. Però vediamo un po'. Questa mi piace, questa carta. Possiamo utilizzarla soprattutto per far diminuire il suo attacco e la sua costituzione, in modo tale da non renderla molto pericolosa nello scontro con il nostro Gorgone. Non può bloccare, quindi attacchiamo. Abbiamo 5 punti di danno freschi che lo andranno a distruggere. Ok, cosa faceva l'abilità difensore? Non me la ricordo, adesso daremo un'occhiata. La partita continua a essere sempre più intrigante. Ok. Ah, dannazione! Me l'ero dimenticato. Dannazione, l'effetto di questo dannato. Mannaggia. Distruggila, davvero molto potente questa carta. Ok. Va bene, vediamo un po' che cosa possiamo fare. Ma mi sembra che... Aspetta un attimo. Quando il timore, ogni volta una creatura ti infligge danno, addirittura infligge danno all'avversario, la dobbiamo distruggere. Quindi è una vera e propria arma a doppio taglio, dannazione. Vediamo un po' ed ecco che l'avversario si accinge a infliggerci direttamente 5 punti di danno, portandoci a 13 punti. Ci serviva adesso un bell'omicidio, dannazione. Una di quelle carte. No, dannazione, ed ecco che l'avversario utilizza l'abilità corrompere per mettere fuori uso la nostra unica fonte di difesa. No, non l'ha utilizzata. Wow, meno male. Ok.
dannazione, ed ecco che ci tappa nuovamente la carta che poteva essere fondamentale. E se ragazzi non prendiamo un velomicidio non ce la facciamo. Il goal nato dal velo potrebbe essere solo la nostra unica speranza, che continua a riapparirci in mano. Ok, fine del nostro turno. Proprio l'unica carta che non volevo vedere era questa, il timore, maledizione. Non possiamo distruggerla in nessun modo, e se nei prossimi 2 turni ragazzi non peschiamo un omicidio, mi sa che arriverà la nostra fine. Ok, attendiamo la fase principale dell'avversario, perché continua sempre questo sogno del mondo sotterraneo a dissanguarci, maledizione. Vediamo un po'. Ecco che direttamente arriva anche il demone delle rune. Adesso fa molto comodo all'avversario, e adesso arriverà. Mannaggia, non c'è riuscita. Allora, cos'è questa carta? Metti sul campo di battaglia sotto il tuo controllo una creatura bersaglio da un cimitero. Quella creatura è uno zombie nero in aggiunta ai suoi altri tipi e colori. Forse questa ci può salvare ragazzi. Qualcosa che distrugga tutto. Vediamo un po'. Forse ancora si può fare qualcosa. Il demone delle rune deve entrare nel campo di battaglia, e adesso mi devo. Forse ce la facciamo. Nel mio cimitero. Il demone delle rune entra nel campo di battaglia, amico mio. Entra. Facci pescare un bell'omicidio. Facci pescare un bell'omicidio. Dov'è l'omicidio? L'omicidio? Non lo vedo. Omicidio. Eccolo qui. Distruggiamo la creatura bersaglio immediatamente. Possiamo saltare l'attacco. Ci potrà bloccare. Lo eliminiamo immediatamente ragazzi. Blocca timer, omicidio, via dalle scatole, merdoso. Ok, ancora la partita è aperta ragazzi, ancora la partita è aperta. Fine del turno, 6 punti per noi, 10 punti per l'avversario. Abbiamo 2 mostri di uguale potenza. Vediamo un po', la 10ª carta della palude. Ancora per i ragazzi il maledetto demone delle rune. Scusate, il maledetto biparlano per il nostro avversario ha pescato una carta con il demone delle rune, e può essere importante. No, maledizione, un altro danno, questo non mi piace, tutto lucente. Tocco letale, ogni qualvolta il titano sepolcrale entra nel campo di battaglia, metti 2 pedine creatura zombie. Mamma mia, se non peschiamo l'altro omicidio adesso ragazzi siamo davvero completamente fritti. Mamma mia, ed ecco che ci attacca nuovamente questo dannato volatile. Non abbiamo alcuna possibilità di farlo fuori, perché ovviamente la nostra ragazzona potete ben vedere che è rimasta bloccata da questa maledetta carta. L'unica cosa che possiamo fare è bloccarlo, è proprio quello che dobbiamo fare, altrimenti finiremo sotto lo 0. E mandiamo entrambi i ragazzoni al cimitero. Vediamo un po', ovviamente gli effetti del danno li porteranno al cimitero. L'unica cosa che ci può salvare è un bell'omicidio. Niente, una bella carta palude, non fa al caso nostro. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Ovviamente non ce l'abbiamo fatta, comunque è stata una partita molto combattuta, e ci abbiamo provato. Comunque non ce l'abbiamo fatta, proviamo ormai l'ultimo attacco con il nostro caro amico, il nostro caro Goal, ma a quanto pare l'avversario ci bloccherà con entrambi i mostri che ritroverà davanti, e ovviamente non ce l'abbiamo fatta. Ci abbiamo provato fino alla fine, una partita molto ben combattuta. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando votate e commentate ragazzi. Ciao a tutti!